Un vero esperto del furto con destrezza di portafogli dagli indumenti che i passeggeri dei treni appendono ai ganci o sulle mensole delle carrozze, ma stavolta è stato colto sul fatto dalla polizia. Un 49enne straniero è stato fermato sul Frecciarossa che da Brescia era diretto a Venezia dopo un controllo. L'uomo aveva addosso talmente tanto contante, in carta filigranata, che la cosa ha confermato quanto poco prima gli agenti della Polfer in borghese avevano visto con i loro occhi. Lo straniero, poco prima dell'arrivo alla stazione di Padova, ha studiato con attenzione i bagagli appoggiati alle cappelliere. Vicino a un giaccone piegato ha finto di appoggiare il suo zainetto, sfilando il portafoglio dal giaccone, prendendone alcune banconote, rimettendolo poi al suo posto e riprendendosi lo zainetto. La mossa non è sfuggita agli agenti, i quali lo hanno immediatamente bloccato. Da una verifica con il proprietario del portafoglio è emersa la mancanza delle banconote. Il 49enne è stato quindi fatto scendere dal treno e trasferito negli uffici della Polfer di Padova per l'identificazione. È risultato già pregiudicato. Addosso aveva anche altri soldi, che non si esclude possano essere il provento di altri colpi avvenuti nella stessa tratta, nella stessa mattinata.